La legge Zan deve essere approvata. È una cosa incredibile che l'Italia a livello europeo sia ancora così indietro su cose che la società civile, i giovani, le persone che vivono la loro sessualità in maniera abbastanza serena, siano bloccati da un Parlamento e dai giochi parlamentari su questo. Poi Fedez fa il suo lavoro. Il diritto di esprimersi sia qualcosa di insindacabile e quello che ha fatto Fedez in realtà non è stato un esprimere una sua opinione, ma rendere pubblici, noti, cose che persone hanno detto in pubblico e insomma apertamente a tutti. Il fatto che ci sia un artista, una persona che ha voce in capitolo, che si esprima per tutti, ha fatto bene secondo me. Nel 2021, a parte insomma, queste cose, dovremmo già avere approvato certe leggi che sono ancora nel calderone. Assolutamente giusto sensibilizzare e sempre viva la libertà di stampa e di espressione. Il messaggio non era contro la Lega in sé, ma contro proprio il blocco che si era fatto per il DDL alla fine. Quindi era una difesa pro le persone, pro tutti quanti, e non una difesa di un partito politico piuttosto che un altro. L'uomo che pensa è pericoloso.